difficoltà e da ogni male, proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portato in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esori figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore e nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat.
L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria.
Pensiero di Padre Pio di oggi. È nel Santissimo Sacramento dell'altare che Gesù ti attende, non per giudicarti, ma per farti sentire il suo amore. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. La festa della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, è una festività cattolica che celebra il ruolo di Maria come Madre della Chiesa. Questa festa è stata istituita da Papa Paolo VI nel 1975 ed è celebrata il lunedì dopo la Pentecoste, ossia il giorno successivo alla festa di Pentecoste. Il titolo Madre della Chiesa, attribuito a Maria, sottolinea il suo ruolo speciale come madre spirituale di tutti i credenti e come figura materna nella comunità dei fedeli. La Chiesa cattolica riconosce Maria come madre di Gesù Cristo e, per estensione, madre della Chiesa stessa. Santa benedizione, la sua protezione. Durante questa festa, i cattolici onorano Maria per la sua maternità spirituale e la sua intercessione per i fedeli. Le celebrazioni possono includere la recita del rosario, la partecipazione alla messa e la preghiera di lodi e devozioni mariane. Ci fa cantare, sei. La festa della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, è un'opportunità per i cattolici di riflettere sul ruolo di Maria nella loro fede e di pregare per la sua intercessione. È anche un momento per riconoscere l'importanza della Chiesa come comunità di credenti guidata e nutrita dalla materna cura di Maria. Durante la festa della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, molti cattolici si rivolgono a Maria con preghiere e suppliche, chiedendo il suo aiuto e la sua protezione. Maria è considerata un modello di virtù e di fede, e i credenti cercano di imitarne l'esempio nella loro vita quotidiana. Scavano dritto. Le celebrazioni possono variare da luogo a luogo, ma spesso includono la partecipazione alla Santa Messa, durante la quale vengono letti brani della Scrittura che sottolineano il ruolo di Maria come Madre della Chiesa. Durante le omelie o le riflessioni, i sacerdoti e i vescovi possono esortare i fedeli a seguire l'esempio di Maria nell'amore, nell'umiltà e nella dedizione a Dio. Dentro l'anima. È comune anche recitare il Rosario, una preghiera mariana tradizionale composta da una serie di Ave Maria, Pater Noster e Gloria al Padre. Attraverso questa preghiera, i cattolici meditano sugli eventi della vita di Gesù e di Maria, riflettendo sulla loro importanza per la salvezza e chiedendo l'intercessione di Maria. Alcune comunità potrebbero organizzare processioni mariane o altre manifestazioni di devozione verso Maria. Queste processioni possono includere la statua di Maria portata in processione e accompagnata da canti e preghiere. È un momento in cui i fedeli possono esprimere la loro devozione e gratitudine per l'intercessione di Maria nella loro vita. Dolce poesia. La festa della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, è un'occasione per riflettere sul ruolo di Maria nella fede cattolica e per rinnovare la devozione e l'amore verso di lei. È un momento di preghiera e ringraziamento, in cui i credenti cercano di rafforzare il loro legame spirituale con Maria e di chiedere la sua materna protezione e intercessione. Armonia, la voce di. Auguriamo a tutti voi una buona festa di Maria, Madre della Chiesa. Possa la Santissima Vergine e Madre intercedere per voi e per le vostre famiglie. Cantare.
Il rosario è una preghiera bellissima che è da secoli che piccoli, grandi. Io ricordo quando ero bambino che andavo in chiesa alla sera, il mese di maggio, non vedevamo l'ora, perché dopo si andava a giocare a nascondiglio, eccetera. Però il rosario lo dicevo da bambino come sapevo dirlo quella volta. Dopo sono cresciuto, l'ho detto da grande, e adesso che sono anche sacerdote lo dico in una maniera tanto più bella, perché ho visitato tanti santuari, tanti posti dove Maria è apparsa. E allora, immaginando che è lì presente, sapendo che ci ascolta, non prego per me, ma per tutti, per cui sento ogni giorno la gioia di dire questo rosario, ma il mese di maggio è per tanti, per unirsi nelle famiglie, per sentirsi vicini. E questo ripetere le Ave Marie può stancare, ma è sempre un momento di gioia in cui diamo un piccolo atto di amore a Maria e con Maria a tutta la famiglia, a tutto il mondo. E quindi noi seminiamo le Ave Marie. Io dico, cosa fai in chiesa qualche volta? Cammino su e giù per la chiesa e semino le Ave Marie. È un modo di dire seminare, ma entreranno nel cuore di tanti. E questo mi dà coraggio e gioia di andare avanti. E poi c'è l'abitudine di dire le 3 Ave Maria alla sera. A 8 anni mi hanno detto di dire le 3 Ave Maria alla sera. Non ho mai smesso e ho sentito sempre una presenza della Madonna che mi benedice. Ecco, quelle 3 Ave Maria si possono dire ai piedi del letto prima di addormentarsi e dà un bel segno, perché l'Ave Maria, e finisco per dirvi questo, è un bel saluto che, pensandoci bene, l'angelo non ha detto a Maria, Shalom, la pace, ha detto Chaire Maria, una parola difficile che dice rallegrati Maria, sta contenta perché sei piena di grazia, il Signore è con te. E noi ripetiamo questo saluto a Maria, che poi dicendo prega per noi, che abbiamo bisogno di aiuto, dei compiti, per noi peccatori che abbiamo tante cose, che facciamo i capricci, che ci aiuti adesso, in questo momento, mentre preghiamo, e poi nell'ora della nostra morte, che poi può essere chiamato anche nell'ora del nostro incontro, perché la morte non esiste, ma la morte è l'incontro con Maria che ci abbraccia dopo averla chiamata tante volte qui sulla terra e seminato tante Ave Marie, che sono tante rose messe insieme che formano il rosario. Buon mese di maggio a chi può provare, provi e vedrà che troverà pace e gioia. Amen.
gioisco pienamente nel Signore. La mia anima esulta nel mio Dio, perché mi hai rivestito delle vesti di salvezza. Mi hai avvolto coi manto della giustizia come una sposa che si adorna di gioielli.
Sole di giustizia, che hai voluto farti precedere da Maria Immacolata, mistica aurora della redenzione, fa che camminiamo sempre nella luce della tua presenza. Verbo eterno, che hai scelto Maria come arca santa per la tua dimora fra noi, liberaci dalla corruzione del peccato. Salvatore nostro, che hai voluto la Madre tua ai piedi della croce, unita nell'offerta del sacrificio, fa che comunichiamo per sua intercessione al mistero della tua passione e della tua gloria. Gesù buono, che mentre pendevi dalla croce hai dato per madre a Giovanni, la Vergine addolorata, concedi a noi la grazia di vivere come suoi veri figli.
Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo oggi Maria, Madre della Chiesa. All'inizio di questa nostra celebrazione, ovviamente, riconoscendo i nostri peccati, ci affidiamo al Signore attraverso sua Madre, che diventa per noi ancora di salvezza, diventa per noi rifugio, sempre pronto per le nostre necessità. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio, Padre di misericordia, il tuo unico Figlio morente sulla croce ha dato a noi come madre nostra la sua stessa madre, la Beata Vergine Maria. Fa che, sorretta dal suo amore, la tua Chiesa, sempre più feconda dello Spirito, esulti per la santità dei suoi figli e riunisca tutti i popoli nel mondo in un'unica famiglia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. Dopo che Adamo ebbe mangiato dell'albero, il Signore Dio chiamò l'uomo e disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché tu hai fatto questo, sii tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche, sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L'uomo chiamò la moglie Eva perché essa fu la madre di tutti i viventi. Parola di Dio. Tu sei l'onore del nostro popolo. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra. Del nostro popolo. Il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà dal cuore degli uomini. Essi ricorderanno per sempre la potenza del Signore. Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il Sole di giustizia, Cristo nostro Dio.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. C'è una piccola coincidenza tra la celebrazione di ieri e quella di oggi, nel senso che ieri abbiamo celebrato la Pentecoste, la discesa dello Spirito sugli Apostoli, la nascita della Chiesa, così diciamo. E oggi celebriamo Maria, Madre della Chiesa, e c'è un'altra nascita della Chiesa, almeno secondo certe interpretazioni bibliche, del brano che abbiamo appena ascoltato nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù dice: «Donna, ecco il tuo figlio». E Giovanni, il discepolo prediletto, il discepolo che Gesù amava, la prende nella sua casa. Nasce la Chiesa, una Chiesa che ha bisogno, certamente, ne ci abbiamo riflettuto anche ieri, della presenza dello Spirito Santo, ma una Chiesa che ha bisogno anche di una madre, Maria, che attraverso i gesti semplici, umili, quotidiani, ci insegna l'amore, ci insegna il perdono, ci insegna la pazienza, ci insegna il darsi da fare umile, povero, ma assolutamente indispensabile per tenere su la casa, che è la nostra Chiesa. Ecco la coincidenza, credo, questi due giorni, che oggi e ieri, liturgicamente parlando. Una coincidenza che ci fa mettere insieme due aspetti fondamentali per il nostro vivere come Chiesa. La forza dello Spirito che ci dà coraggio, ha dato coraggio agli Apostoli, la paresia si dice, no? La forza di parlare, di non essere timidi, di dire le cose come stanno, e la dolcezza di una madre, che è naturalmente anche lei forte, ma di una forza diversa, di una forza che è quella proprio della tenerezza. Due aspetti, se vogliamo, anche di Dio, forte e tenero, che ama e che dona la sua vita, come ha fatto Gesù, come ha fatto Maria, come fanno tutti coloro che riescono a vivere pienamente l'esperienza del Signore. Come ho fatto io, così fate anche voi, gli uni gli altri. Che il Signore allora ci aiuti a vivere pienamente alla sua presenza, con la forza dello Spirito e con la vicinanza di Maria. La pietà cristiana non conosce né pause né confini. Recentemente, nella linea dell'ultimo concilio, sono stati approfonditi i legami di Maria con la Chiesa. Noi la veneriamo come madre della cristianità e, fiduciosi nella sua intercessione, presentiamo al Padre le nostre invocazioni. O Dio, che tutti voi salvi, ascoltaci. O Dio, che tutti voi salvi, ascoltaci. È durata poco tempo la commozione estatica e inebriante di Adamo di fronte a Eva. Ben presto il peccato ruppe l'unione con Dio e con essa il dominio dell'uomo sull'universo e la pace del cuore.
perché con rinnovata vigilanza sappiamo opporre penitenza e orazione alle tentazioni del maligno. Preghiamo. Il canto di vittoria degli abitanti di Betulia ben s'addice alla Vergine, potente come una regina e tenerissima come una madre, perché istruiti dallo Spirito e spronati dall'insegnamento del Magistero, cresciamo nella conoscenza e nell'amore di lei. Preghiamo. O Dio, che tutti i tuoi salvi, ascoltaci. Dopo essere stato spogliato dalle vesti, Gesù sembra rinunciare anche a sua madre. Lui rimane sulla croce, avendo come unica compagna e sposa la povertà. Noi ci ritroviamo più ricchi e più protetti da colei che l'aveva generato e nutrito, perché la maternità di Maria sia sempre più riconosciuta, venerata e crei in ciascuno di noi sentimenti di alta pietà e intensa carità. Preghiamo. O Dio, che tutti i tuoi salvi, ascoltaci. I nostri fratelli defunti, che quaggiù hanno fatto più volte esperienza della bontà di Maria, siano presto accolti in paradiso e ammessi a cantare il suo eterno Magnificat. Preghiamo. O Dio, che tutti i tuoi salvi, ascoltaci. Dio di ogni santità, sull'esempio per l'intercessione di Maria, Vergine e Madre, concedi alla Chiesa di conservare integra la fede, solida la speranza, sincera la carità, per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, le nostre offerte e trasformale in sacramento di salvezza, perché ne sperimentiamo benefici e per l'amorosa intercessione di Maria, Madre della Chiesa, collaboriamo all'opera della redenzione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annuncio dell'angelo accolse nel suo cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale. Divenendo madre del suo creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini generati dalla morte di Cristo, per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli in attesa dello Spirito Santo. Assunta la gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria, fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.
veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione del corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare di Eraldo, Edoardo, Francesca e Teresina. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e sulla terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. O Padre, che in questo sacramento ci hai dato il pegno di redenzione e di vita, fa che la tua Chiesa, con l'aiuto materno di Maria, porti a tutti i popoli l'annuncio del Vangelo e attiri sul mondo l'effusione del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace.